Mauro Tognin, uno degli organizzatori di questa ottava edizione di Rock Around the Blues, come va? Molto bene, siamo contenti. Quest'anno siamo partiti alla grande, come puoi vedere abbiamo fatto il venerdì qui, prima serata, sta andando benissimo, un sacco di gente e domani sarà ancora più bello, ancora più grande, un sacco di cose nuove, avremo tutte le auto americane, band straniere, favoloso. Venite su, venite a vedere lo spettacolo. Una band straniera che è Kathleen King e gli Scots, e poi avremo una band mista che è Virginia Brown and the Shameless, loro sono proprio siciliani e fanno un blues molto New Orleans. E poi avremo sempre i DJ durante la giornata. Al mattino avremo anche il Lovesick Duo, che è un duo che praticamente sarà itinerante per alcuni locali durante il pomeriggio. Avremo il duo delle macchine, il giro, il cruising per Rosolina Mare con tutte le auto americane, insomma tanto, un programma molto ricco, venite su. Ecco, quindi lunga vita Rock Around the Blues, naturalmente con complimenti a te e tutto il tuo gruppo. Grazie. Vuoi ricordare un po' il tuo gruppo, che ogni volta lo ricordiamo sempre in coda di trasmissione? Allora, tutto questo è grazie a Delta Blues in primis, che ha appoggiato l'evento, e ovviamente ai Delta Foggy Rockers che organizzano tutto questo. Senza di loro tutto questo non ci sarebbe. Grandi, ciao, ti ringrazio. Ciao, grazie Leandro. Scarlett, la nostra meravigliosa e poi Mr. Carl Cameron from London, e la nostra fantastica amica Barbara, che ci segue sempre ovunque, meravigliosa, è toxic, meravigliosa. Ciao, ti aspettiamo, ciao! Just here to stay away, for the key away, away. And mama, here come my baby, walking down the street. I said, here come my baby, walking down the street. E se qualcuno volesse anche provare la fortuna, c'è la grande lotteria. Quest'anno cosa si vince? Una bellissima Audi Q2, 30 TD e una crociera, primo e secondo premio. Estazione? Il 16 di agosto alla grande fiera di San Rocco di Rosolina. Grazie. Quindi crociera e macchinone.